Ciao a tutti, benvenuti a questo mio nuovo video. Ci troviamo a Lago Coe presso Passo Coe sull'altopiano di Folgaria. Percorreremo oggi il giro del Monte Toraro, quindi saliremo sul Monte Toraro, torneremo al punto di partenza attraverso un giro ad anello. Abbiamo preso la strada sterrata che parte subito a destra della strada provinciale che si dirige verso l'altopiano dei Fiorentini. Ci dirigeremo quindi verso le malghe Campoluzzo o Campiluzzo. Scusate eventuali imprecisioni, eventualmente metterò i nomi corretti come i sottotitoli nel video. Malga comunque Campiluzzo o Campoluzzo superiore di mezzo, per poi proseguire il giro ad anello attorno al Monte Toraro. Superata Malga Campoluzzo superiore, percorriamo la strada sterrata sotto la Malga per raggiungere Malga Campoluzzo di mezzo. Giornata bellissima, cielo limpido, panorama esteso, niente a che vedere con l'ultima volta che eravamo stati in questi luoghi, fino a ottobre dell'anno scorso. C'era parecchia nebbia, soprattutto nella zona del Forte d'Osso delle Somme. Tuttavia la montagna ha sempre un suo fascino, ritengo, anche con il tempo nuvoloso o con la nebbia. Al bivio successivo col sentiero 525 che sale verso sinistra Rifugio Valbona, ricordatevi di proseguire sempre diritti. Arrivati a Malga Campoluzzo di mezzo, da sopra c'è il sentiero che proviene da Contramolini a Laghi, senz'altro un sentiero che percorre un dislivello molto elevato. Però adesso prenderemo questa strada che scende e prosegue aggirando il Monte Toraro. Fin qui il percorso è molto piacevole. Fin dall'inizio del tragitto abbiamo percorso una mulattiera, una strada sterrata sempre larga e comoda, quindi sentiero fino a questo punto assolutamente di livello T turistico, che prosegue sempre in lieve discesa. L'ambiente attraversato da questa strada è caratterizzato da bellissimi pascoli, prati molto estesi e boschi che circondano l'intero paesaggio. Questa dovrebbe essere Malga Campoluzzo inferiore, che non raggiungeremo. Proseguiremo verso Malga Azzaron.
valle che stiamo percorrendo fin dall'inizio dell'escursione di oggi si chiama Valle dei Campiluzzi, da cui le malghe che abbiamo attraversato derivano il loro nome, quindi appunto malga Campoluzzo superiore, di mezzo ed inferiore. Superato il bivio col sentiero 530 che prosegue subito a sinistra verso la Croce del Toraro, noi però proseguiamo sempre diritti per effettuare il percorso completo, il giro ad anello attorno al Monte Toraro. Oh, un punto panoramico veramente spettacolare. Qui abbiamo Monte Sumano qui davanti, Riafora, Novegno, qui a destra verso ovest, Gruppo del Pasubio, Monte Maio, il quale siamo stati nel mese di aprile, sullo sfondo Gruppo del Carega, Monte Cimone, quindi dietro l'altopiano dei 7 comuni. Il sentiero inizia a salire, comunque è lieve come pendenza. Si tratta comunque sempre di una mulettiera larga e comoda che in questo punto scorre ai piedi di ripidi pareti rocciose. La salita ora prosegue in maniera più decisa con una serie di tornanti. Niente di difficile comunque, sempre mulettiera larga e comoda e pendenze sempre comunque lievi, non esagerate. Seguiamo sempre i segnali con la colorazione del CAI bianco e rossa che indicano il percorso ciclabile, utili per capire dove andare quando ci sono dei bivi. Comunque adesso dobbiamo cercare di tenere sempre il percorso inserito. Abbiamo appena superato il bivio col sentiero 533 che conduce a Rifugio Rumor. Noi però teniamo sempre la strada forestale larga e comoda verso la stessa destinazione, quindi prossima meta è il Rifugio Rumor. Percorso assolutamente finora semplice, adatto a tutti, con queste strade forestali larghe e comode. Bellissimi questi tratti in mezzo al bosco, molto piacevoli, molto rilassanti, e gli alberi mantengono riparo dal caldo del sole. Tralasciamo il bivio per Malga Toraro e proseguiamo sempre lungo la strada principale, la forestale. Ottimo percorso, molto consigliato anche da fare
in bici, infatti ci sono molti ciclisti che ho incontrato che lo stanno percorrendo. Spitz di Tonezza. L'altopiano dei 7 comuni di Asiago. Altra bella panoramica, questo è il comune di Tonezza con sopra lo Spitz di Tonezza. Dopo un interminabile tratto di strada sterrata in salita, finalmente siamo arrivati sulla strada asfaltata che in breve tempo in salita ci condurrà Rifugio Rumor. Da lì prenderemo la strada verso il valico di Valbona, quindi Cima Toraro. Arrivati al Rifugio Rumor, prendiamo il sentiero sterrato dietro il rifugio per salire fino a Forcella Valbona. Seguiamo sempre le indicazioni del sentiero 530 verso Forcella Molon. Valico di Valbona non è esplicitamente citato dai cartelli del CAI. Arrivati a Valico di Valbona, per di là si prosegue verso Campo Moleon, invece prendiamo la sinistra di questa strada asfaltata, ora chiusa al traffico, per salire sulla cima del Monte Toraro. Stiamo percorrendo l'ultimo tratto di strada asfaltata per raggiungere la cima del Monte Toraro. Adesso questo tratto di strada è chiuso al traffico, non è più percorribile se non a piedi. Un tempo veniva usato in quanto sul Monte Toraro si trovava una base della NATO dove c'era la possibilità di collocare dei missili provenienti dalla vicina base Turno. Per fortuna mai utilizzati, in quanto la guerra fredda per fortuna non si è mai tramutata in terza guerra mondiale. Ormai ci siamo quasi. Lì davanti c'è la croce del Monte Toraro. Becco di Filadonna, dietro le Dolomiti di Brenta. Là c'è il lago Coe dove poi torneremo. Eccoci arrivati, la croce del Monte Toraro.
Panorama purtroppo dietro verso il gruppo del Pasubio, il gruppo del Carrega offuscato dalle nubi, ma per fortuna prima l'abbiamo visto, era più visibile nelle zone più in basso. Panoramica a 360 gradi, in fondo abbiamo il Monte Porture, di piccole Dolomiti Vicentine con Monte Sumano, massiccio del Novegno. Monte Toraro è importante anche per gli eventi legati alla Grande Guerra, della Prima Guerra Mondiale, in quanto fu una delle prime cime a cadere conquistate dall'esercito austro-ungarico durante la Strafexpedition cosiddetta o offensiva di primavera, come la chiamavano gli austriaci. Bellissimi panorami di cui è possibile godere della cima del Monte Toraro, che spaziano da piccole Dolomiti, Monte Sumano, Monte Novegno, gruppo del Pasubio, gruppo del Carrega, Dolomiti di Brenta, gruppo dell'Adamello, gruppo del Lago Rai, altopiano di Asiago, poi le cime più settentrionali dell'altopiano. Siamo riusciti a vedere il Monte Porture. Adesso stiamo scendendo dal Monte Toraro, quindi torneremo a Valico di Valbona, prenderemo quindi in direzione di Rifugio Valbona, da lì imboccheremo il sentiero 525 che ci riporterà a Malga Campoluzzo Superiore per la chiusura del Giro ad Anello. Da lì in poi, in poco tempo, torneremo al lago Coe. Siamo arrivati da là, adesso seguiremo le indicazioni verso Rifugio Valbona, quindi oltrepasseremo il valico di Valbona, qui davanti. Da Rifugio prenderemo il sentiero per raggiungere Malga Campoluzzo Superiore, sentiero 525. Giunti a Rifugio Valbona prendiamo il sentiero 525. Direzione Malga Campoluzzo di Mezzo, che dovremo raggiungere tra mezz'ora.
Successivamente, quindi in poco tempo, dovremo raggiungere Maga Campoluzzo Superiore, quindi in poco tempo arriveremo al lago Coe, da dove siamo partiti questa mattina. Ci troviamo in un altro bellissimo sentiero largo e comodo che passa in mezzo a prati ad alberi. Ormai sono le 6:30 di sera, in giro non c'è più nessuno praticamente, quindi regna una tranquillità, una pace assoluta in questi luoghi. Stiamo proseguendo verso Maga Campoluzzo di Mezzo. A un certo punto si arriva a un bivio dove c'è un cancello. Bisogna attraversare il cancello e proseguire diritti per tenere la direzione corretta. Ricongiunti con la strada dell'andata. Questo è il sentiero 525 per Rifugio Valbona che abbiamo visto questa mattina in andata, quindi siamo appena arrivati da là. Qui è dove siamo andati questa mattina, qui avanti, per fare il giro d'anello. Adesso prendiamo a destra qui per tornare verso Maga Campoluzzo di Mezzo e quindi Maga Campoluzzo Superiore. Ci sono dei piccoli bivi per raggiungere questo punto. Bisogna fare un attimo di attenzione, qui parliamo solo di alcuni varchi che bisogna comunque attraversare tenendo la direzione diritta. Ci sono comunque le indicazioni del CAI, i segnali bianco-rossi che sono fatti abbastanza bene, quindi ponendo un po' di attenzione non dovreste avere alcun problema. Errata corrige, siamo già arrivati a Maga Campoluzzo Superiore, quindi effettivamente erano corrette le indicazioni che avevo seguito in un sito che ho visto sotto internet. Il bivio che abbiamo visto prima effettivamente è molto più vicino a Maga Campoluzzo Superiore. Basta fare come abbiamo fatto, quindi prendere subito la destra, si raggiunge in poco tempo la prima maga che abbiamo incontrato questa mattina. In breve tempo quindi dovremo essere di ritorno al lago Coe perché la maga è vicina al punto di partenza. Interessante, questa mattina non l'avevo notato, qui si trovava un tempo il confine tra Italia ed Austria. Proprio qui sopra di me c'è il lago Coe, quindi siamo giunti al termine anche di questa bellissima escursione. Le conclusioni le farò qui, non il lago Coe che comunque è qui a due passi, perché c'è la strada anche che passa vicino, quindi c'è un po' di confusione. L'escursione è ottima, bellissimi ambienti, bellissimi panorami. Non ci sono difficoltà tecniche per quanto riguarda il sentiero, bisogna però tener conto della lunghezza che è veramente molto lunga come escursione. Parliamo di circa 25 km per un dislivello netto positivo di 500 metri. Comunque non ci sono pendenze molto ripide per quanto riguarda i sentieri. Si percorrono quasi esclusivamente mulettiere o sentieri larghi e comodi,
ci sono 2 tratti di strada asfaltata, tipo quella per raggiungere la cima del Monte Toraro. Escursione comunque molto molto consigliata, però consiglio una buona preparazione perché la lunghezza totale è veramente importante, diciamo. Vi saluto, spero che anche questo mio giro, questo mio video vi sia piaciuto. Se sì, come al solito iscrivetevi al mio canale, mettete un like sul video e come sempre vi saluto e vi rimando alla prossima escursione. Alla prossima, ciao!